le voci più significative del prodotto nazionale lordo. Aspirazioni e problemi della capitale somala, Mogadiscio, sono comuni a molte città africane e sovente legati alla mancanza o alla carenza di strutture e infrastrutture industriali capaci di supportare legittime ansie di sviluppo. Di tali aspirazioni si è fatto interprete il governo italiano. Attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, ha concordato con il governo somalo un programma di iniziative tra le quali l'ampliamento e la riabilitazione del sistema di produzione e distribuzione di energia elettrica della città. La realizzazione dell'intervento è stata affidata all'industria elettromeccanica italiana sotto la supervisione dell'Enel, che opera in stretta collaborazione con l'Ente Elettrico Somalo, ENEE. Per risanare le parti più critiche della vecchia rete, l'Enel ha organizzato corsi di addestramento dei lavoratori somali da impegnare nella costruzione. Tra il 1987 e il 1988, oltre 60 lavoratori somali hanno partecipato ai corsi teorici e pratici, approfondendo la conoscenza delle tecniche di uso e installazione, delle linee di cavo interrato, delle cabine di trasformazione in muratura, delle linee aeree in cavo cordato e precordato e dei posti di trasformazione su palo. La precarietà della rete distributiva rendeva inderogabile un'azione di risanamento capace di restituire un'accettabile funzionalità al sistema elettrico della capitale. In considerazione della durata della realizzazione, stimabile in 4 o 5 anni, e a nuovi impianti. In questa direzione, particolare attenzione potrà essere dedicata alle fonti di energia, alla pianificazione, all'esercizio e controllo di sistemi elettrici di potenza, agli studi speciali sulle reti di trasmissione e distribuzione. Tra gli impegni ipotizzati figurano anche i programmi di ricerca, l'addestramento del personale, l'assistenza e la supervisione per l'esercizio e la manutenzione di centrali, di sottostazioni elettriche, di apparati di trasmissione e comunicazione. Ma torniamo all'intervento effettuato nei distretti di Wadajir e Abdelaziz, dove la precarietà della rete di distribuzione faceva registrare i problemi maggiori, con cadute di tensione che vanificavano parte della produzione assicurata dalla centrale di Gesira. I risultati del lavoro di risanamento svolto in questa zona della città sono apprezzabili. Ad operazione ultimata, i tecnici hanno verificato che il fattore di potenza è salito da 0,65 a 0,82. In altre parole, il rifacimento della vecchia rete distributiva e l'installazione dei nuovi tratti hanno determinato un soddisfacente recupero dell'energia elettrica che si perdeva lungo la vecchia linea. Notevoli, di conseguenza, i vantaggi per le più disparate utilizzazioni, soprattutto per quelle di carattere domestico, con esigenze e usi riscontrabili in qualunque abitazione europea. Così, la corrente elettrica consente di sfruttare gli elettrodomestici e di coltivare interessi ricreativi e culturali che è auspicabile possano entrare a pieno titolo in tutte le case somale. Prescindendo dalla rilevanza tecnica dell'intervento, occorre rimarcare non solo la grande esperienza umana maturata in terra somala dal personale dell'Enel, ma anche e soprattutto quella professionale vissuta dai tecnici dell'ENEE, che in futuro potranno farne tesoro nell'avvio di un nuovo e più razionale sistema lavorativo e organizzativo, potendo ancora avvalersi della consulenza italiana nei diversi settori. In questo senso e nel quadro degli intercorrenti accordi di cooperazione, l'Enel continuerà ad assicurare